Ed ora parliamo del giorno più bello o di quello che dovrebbe essere il giorno più bello per gli sposi. Se ne è parlato a Cavallino Treporti, al ristorante La Fattoria, che per l'occasione ha raccolto i migliori specialisti del wedding. Tutto per la vostra giornata più bella. Vediamo. Wedding Farm, la prima edizione dedicata al grande giorno del fatitico sì, dove due cuori si uniscono per creare una vita insieme. Una giornata in cui i migliori esperti del wedding si sono uniti a Cavallino Treporti per esporre le loro ultime novità. Ci piaceva l'idea della farm, cioè della fattoria, dove tutti in qualche modo per un giorno possono stare sereni, tranquilli, ritrovare il contatto con la natura e con gli amici, con i parenti. Un modo originale anche appunto di accogliere la protagonista di questa giornata, la sposa, dalla carrozza addirittura fino all'elicottero. Beh, la tendenza oggi ci insegna che bisogna essere aperti a tutte le esperienze. Sicuramente rappresenta quello che gli sposi oggi chiedono, cioè un po' di originalità ma sempre offerta con grande professionalità, e questo è quello che abbiamo tentato di rendere evidente oggi qui. Ad ospitare l'evento il ristorante La Fattoria, che ha allestito per l'occasione, come spazio espositivo, i tradizionali colori del matrimonio. L'idea è nata tra una collaborazione tra noi come ristorante, la Luciana Carta, che è un'organizzatrice di eventi, e le nostre due cake designer, Elena e Giada. Abbiamo scelto una trentina di espositori della zona, allungandoci fino a San Donà, Noventa e Musile, valorizzando un po' il territorio ma anche insomma i nostri dintorni. Un'unione visiva e del gusto, quella avvenuta nella giornata di domenica 13 ottobre, che si prefigge l'inizio di un grande successo per la celebrazione del giorno del grande sì. Sì, abbiamo creato un menù, diciamo così, per l'occasione, dove abbiamo cercato anche di proporre la nostra filosofia di cucina. Non è soltanto pugliese o diciamo così, legata un po' al territorio veneto, ma principalmente cucina del sud, dove proponiamo le paste tipiche della zona di Gragnano, i pomodori pacchino direttamente dalla Sicilia, l'olio pugliese oppure l'olio siciliano. Insomma, cerchiamo di spaziare, diciamo, in tutto quello che è il nostro bacino del sud Italia. Ecco. Ad addolcire ulteriormente la giornata, le creazioni delle due cake designer, che hanno offerto agli ospiti dell'evento le loro prelibatezze. È nata come passione, sono stata contagiata da Giada, io e Giada abbiamo un rapporto un po' particolare, siamo carissime amiche, ma io sono il suo datore di lavoro e lei la mia dipendente. Lei ha contagiato me e da qui è nata questa esplosione proprio di fantasia. Collaboriamo insieme al di fuori dell'ambito lavorativo e creiamo questi capolavori che sono delle torte che poi sono totalmente mangiabili. Tutto quello che si vede è tutto mangiabile. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino. Un tocco glamour è stato dato da Moda Art Più, atelier online di moda giovane anche conformata, con sede a San Donà di Piave in via Silvio Pellico 24, che propone capi esclusivi di ottima vestibilità interamente realizzati dalla titolare Ivana Schabel, stilista, modellista e maestra d'arte nella sezione tessuto. Dopo varie esperienze di importanti aziende operanti nell'alta moda, ha attinto tutte le sue conoscenze per dar luogo ad una moda confortevole, elegante e personalizzata, che propone online sul proprio sito www.modaartpiù.it. Ivana realizza artigianalmente, utilizzando tessuti di ottima qualità da lei attentamente selezionati, delle vere e proprie collezioni che vengono presentate in occasioni di eventi e sfilate di moda. Tra gli espositori dell'evento, Sommer Gioielli, che da sempre unisce tradizione e innovazione al bisogno della clientela. Assolutamente, per noi è il primo evento di questo genere al quale partecipiamo, ma sono molto contento di averlo fatto, e questa tradizione oggi si evolve con un brevetto mondiale di cui sono ulteriormente orgoglioso, che è la possibilità di registrare un video
abbinato al diamante. Come funziona appunto il processo di questa innovazione che unisce tecnologia e lucentezza? Tramite un'applicazione che si può scaricare o con i telefonini della Apple, gli iPhone o su Android, su questi smartphone, si può andare o al certificato della pietra stessa o addirittura a questo video, e poi si può creare anche un concatenamento di questi eventi, perché l'azienda è disponibile a registrare più video, perciò legato allo stesso codice a barre avremo il fidanzamento, lo scambio degli anelli in chiesa al momento del matrimonio, piuttosto che i primi passi del bambino o qualunque altro momento sia veramente importante nella vita di una coppia. Il ricordo più significativo del matrimonio è l'album fotografico, che raccoglie in una storia fatta di istanti i momenti più emozionanti di una giornata indimenticabile. Foto Michelino vi accompagnerà in quel giorno con professionalità e discrezione, con il desiderio di offrirvi un servizio esclusivo personalizzato da creare insieme. Foto e grafica verranno curate in ogni dettaglio e realizzate con voi per darvi un album unico che sia vostro per sempre. Tradizione, innovazione e passione. Foto Michelino a San Donà di Piave in via Campanile 6. Come la mia nonna in una foto da ragazzo. Prima edizione di Wedding Farm, ma si augura, e sarà sicuramente così, la prima di molte altre, dato il grande successo. Io spero che possa diventare appunto un appuntamento duraturo del calendario di queste manifestazioni. Mi pare dal successo che ha avuto oggi che ci siano tutte le prerogative e i presupposti per poter farla diventare in questo modo, e da questo punto di vista sicuramente sarà ben sostenuta anche dall'amministrazione comunale. Una piacevole giornata avvenuta a Cavallino Tre Porti. L'appuntamento sarà per il prossimo anno, sempre con Wedding Farm 2014.